Appuntamento calcistico inedito questa settimana per dilettantissimi. Il derbissimo tutto ligure della 17ª giornata del campionato nazionale A5 di Serie B, che vede confrontarsi la compagine genovese del Città Giardino e quella chiavarese denominata Tigullio, ci permette infatti di accendere i riflettori su questo movimento. La gara, come è già chiaro dalle prime battute, assume un peso significativo per la classifica delle due compagini. I padroni di casa vogliono conquistare 3 punti pesanti in chiave salvezza diretta, mentre gli ospiti vogliono aggiudicarsi il match per chiudere in anticipo la pratica salvezza e giocarsi le ultime gare di campionato serenamente. Nella prima parte del match, alle conclusioni a rete di Marullo, Ercolani e Foti per il Città Giardino, rispondono gli ospiti con quelle di Di Pace e con 2 spunti interessanti di Sousa. Durante il primo break, il mister Geanasi del Città Giardino e il mister Pinto del Tigullio impartiscono indicazioni utili per la corretta disposizione in campo dei propri giocatori. Al rientro, gli ospiti hanno un'ottima opportunità per passare in vantaggio con Spinetti, ma le velleità vengono spente dal palo. Pronta replica su calcio piazzato di Poggi. Pozzo respinge. Nel proseguio proteste per il Città Giardino. Sull'intervento di Bisi in aria la terna arbitrale non ravvede gli estremi per assegnare la massima punizione. Altra favorevole occasione per Di Pace del Tigullio. La sfera termina sul fondo. Gli ospiti provano a sfondare nuovamente con Sousa, ma Camera controlla e anche per Spinetti non c'è maggior fortuna. Anche l'estremo ospite Pozzo deve superarsi per sventare il pericolo portato da Foti. Sul finire della prima frazione il match si sblocca a favore dei padroni di casa. Bella combinazione Ercolani-Poggi con quest'ultimo che trova la via della rete. A rientro in campo prima Spinetti e poi Sousa per il Tigullio scaldano i guantoni a Camera. Sul fronte opposto è Ercolani a rendersi pericoloso, ma estremamente efficace in fase conclusiva si rende Ottina che garantisce il raddoppio alla squadra di casa. 2-0. Ercolani prova a calare il tris, ma Pozzo difende bene. Poggi per il Città Giardino incorre nella seconda munizione ed è costretto a lasciare il campo. Il Tigullio paradossalmente si esprime meglio in parità numerica, riducendo lo svantaggio con questo tiro di Rossi. Questo intervento di Camera su Luise viene sanzionato con il penalty. Al tiro Bisi, ma è un nulla di fatto grazie alla paratona di Camera. Il pareggio non stenta comunque a venire. Conclusione di Spinetti e deviazione fortuita di Foti. Il risultato del match si porta sul 2 pari. Da un'azione forse viziata da un'irregolarità ai danni di Ercolani scaturisce la terza marcatura per gli ospiti. Appoggio di Sousa e gol facile per Luise. I padroni di casa non demordono e pochi minuti dopo riportano la gara sui binari della parità con Serrao. 3-3. Gli ospiti sono tuttavia spietati e con Sousa, a pochi minuti dal termine della gara, pervengono alla quarta marcatura che mette i titoli di coda al match. 4-3 per la formazione del Tigullio, che grazie a questa vittoria mette quasi al sicuro la permanenza in Serie B nella prossima stagione. Padroni di casa oltremodo amareggiati per la sconfitta e per un trattamento, a loro dire, estremamente ostile nei loro confronti da parte della terna arbitrale.